di 5.000 nuovi contagi. Zaia anticipa la zona gialla di lunedì con l'ordinanza che impone da domani l'uso della mascherina all'aperto nelle case di riposo, sospese le visite agli under 12 e i rientri in famiglia degli anziani. Test ogni 4 giorni per il personale sanitario. Boom di contagi, la Marca peggiore per i nuovi positivi. Prima in Italia per incidenza nella settimana, il picco nella regione atteso tra fine 2021 e inizio 2022. Dopo il raid al Vax Point di Villorba, un altro atto vandalico nella Marca, nel mirino il punto tamponi di Altivolo è danneggiato un quadro elettrico, rallentamenti nelle operazioni. Tragedia sul lavoro al porto di Trieste, 58enne operaio di Camponogara muore schiacciato mentre stava manovrando una gru. Pochi minuti fa un'altra tragedia sul lavoro a San Marco di Resana. Spiraglio cruciale per il futuro degli oltre 600 lavoratori della Speedline. Nell'incontro di oggi al Ministero l'azienda ha comunicato che per ora lo stabilimento non chiuderà. Occhi rossi, problemi alla gola, un odore insopportabile, spavento per gli alunni della scuola media di Puosta al Pago, edificio evacuato, vigili del fuoco ed ARPAV sul posto. Quarta edizione di Canta Natale, la manifestazione per regalare un sorriso ai piccoli pazienti della pediatria di Padova, appuntamento domenica 19 dicembre. Ben ritrovati, buonasera. Si parte con la zona gialla, dunque da lunedì, zona gialla che però di fatto il presidente Luca Zaia oggi ha annunciato di voler in qualche modo anticipare, imponendo l'obbligo di mascherina anche all'aperto con un'ordinanza. Poi c'è il test ogni 4 giorni per i sanitari e la stretta nelle case di riposo. Vediamo. Al di fuori dell'abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici e aperti al pubblico. Mascherine obbligatorie all'aperto in Veneto dalla mezzanotte di oggi. Sforati tutti i parametri che da lunedì faranno entrare la regione in zona gialla, il presidente Zaia anticipa la misura ed emana una nuova ordinanza con regole e raccomandazioni che resteranno in vigore fino al 16 gennaio. Mascherine sempre indossate dunque, ma anche una stretta su ospedali e RSA con aumento della frequenza dei tamponi sul personale. Prevedendo un test ogni 4 giorni, quindi i nostri dipendenti, per capirci, o quelli delle case di riposo, avevano un test ogni 4 giorni. Era ogni 10 prima. Indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi. La circolazione del virus in Veneto è altissima e si rialzano le barriere di protezione nei confronti dei più fragili, a partire dagli anziani ospiti delle RSA. Sono sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali, cioè le RSA, per anziani e non autosufficienti da parte dei minori di 12 anni. Questa è proprio anche un'indicazione internazionale per l'alta circolazione del virus in fasce d'età così basse. Altra misura dolorosa a ridosso del Natale è la sospensione dei rientri in famiglia degli anziani in casa di riposo, salvo eccezioni con tampone e quarantena al rientro. Il contesto a casa di riposo qual è? Test ogni 4 giorni a tutti gli operatori, test ogni 10 giorni a tutti i presenti, cioè gli ospiti, e chi esce quando rientra si fa un tampone al primo giorno, un tampone al 7° giorno e resta in isolamento i 7 giorni. Stessa roba vale per il nuovo ingresso in casa di riposo. Obbligo di quarantena e DAD in attesa del test anche per gli alunni delle scuole in caso di un positivo in classe. Non è che finito le lezioni in DAD te toi a borsa te vai a giocare a calcio, vai a danza o vai a giocare a rugby. In quei 2 o 3 giorni o 24 ore, quello che sarà. Ma c'è l'istituto della quarantena che dà modo al genitore anche di avere, diciamo, la possibilità di invocare la quarantena per problemi lavorativi. Poi l'ordinanza contiene una serie di raccomandazioni: autoisolamento fino all'esito del tampone in caso di sintomi anche lievi come mal di gola o raffreddore, adesione alla campagna vaccinale anticipando a 5 mesi la terza dose, agli enti locali la raccomandazione di prendere misure per evitare assembramenti, infine in vista di cene e riunioni familiari arieggiare i locali ed eventuale test rapido prima di incontrare parenti o amici, con tanto di dimostrazione pratica del presidente. Se si vuole un test rapido, che sarà anche tanto contestato, però insomma è sempre meglio che senza. Le prossime settimane saranno decisive, continua il governatore. Se siamo fortunati il picco lo passiamo tra fine dicembre e la prima settimana di gennaio. Considerate che oggi siamo al picco massimo dell'anno scorso.
Il boom dei contagi soprattutto nella Marca trevigiana, numeri altissimi, pensate è la seconda in Italia per nuovi positivi nelle ultime 24 ore, poi nuovo raid, atto vandalico al centro tamponi, questa volta ad Altivole dove è stato divelto il palo dell'illuminazione e tranciato un cavo elettrico. Prima in Veneto, seconda in Italia, Treviso è la provincia con il più alto numero di contagi, dietro solo a Trieste. Un primato che lascia atterrito anche il direttore generale Francesco Benazzi, che oggi ha contato su 9.800 tamponi effettuati il record di positivi della quarta ondata, 1.515. 1.515 è una cosa spaventosa, è una sensazione prima di tutto di tristezza, perché chiaramente mi rendo conto che andiamo di fronte a un periodo difficile e poi anche un po' di depressione, se devo dire, e dopo anche di sconsolatezza, perché come dire ci sentiamo quasi impotenti di fronte a questa nuova montata, questa nuova ovviamente quarta ondata. Nella Marca, annuncia il DG, ci sono 63 comuni con un'incidenza superiore ai 500 casi ogni 100.000 abitanti. Ad aggiungere carico emotivo anche l'ennesimo atto vandalico che si è verificato questa notte al centro tamponi di Altivole, dove ignoti hanno divelto il palo dell'illuminazione all'ingresso, tranciando un cavo e facendo saltare la corrente. Poi hanno asportato un faro a LED. Danno immediatamente individuato dal Vigilantes, che ha causato un rallentamento di mezz'ora al lavoro dei sanitari, poco dopo ripristinato. Intanto anche il pronto soccorso è in sofferenza, con centinaia di chiamate in entrata nelle ultime 24 ore, per la maggior parte positivi non vaccinati e con sintomi. Noi ci troviamo in una condizione che il SUEM arriva anche a 500 chiamate al giorno, di questi buona parte sono Novax, ovviamente, a casa, positivi, di questi 1.500 e altri nelle varie giornate, che manifestano sintomi e cominciano ad aver paura. La speranza è ora che le vacanze natalizie, con lo stop al 23 dicembre delle lezioni, diano tregua alla catena di contagi in classe innescata da settimane. Il 18% dei positivi nella Marca ha meno di 12 anni. A Treviso ci sono oggi 66 classi in quarantena, 441 in monitoraggio. Per questo i punti tampone di Conegliano, Casieri e Castelfranco, sempre da oggi, sono stati convertiti solo per screening scolastici. Spero che l'esperimento funzioni e il messaggio che mando a tutti è: i Covid point che abbiamo aperto per le scuole sono solo per le scuole e verrete contattati con un'email, i genitori, quindi saranno solo per voi, per evitare che i bambini facciano le code. 9.700 le vaccinazioni effettuate ieri, un dato record, oltre 3.500 ad Ormelle. Ora che si contano anche i più piccoli, la copertura vaccinale nella Marca è del 77,8%. Che cosa cambia con il passaggio in zona gialla? Molto poco, grazie al Super Green Pass, lo dicono gli operatori e le categorie economiche. Il governo ha chiarito che il numero di commensali per tavolo anche in zona gialla e anche in zona arancione non sarà limitato proprio in virtù del Super Green Pass, quindi all'interno, dove il Super Green Pass sarà obbligatorio, non ci sarà più il limite di 4 persone come invece avveniva ad esempio l'inverno scorso. Questo ovviamente è importante farlo sapere a tutti quanti. Gli operatori economici veneti lo stanno ripetendo come un mantra per evitare fuggi e psicosi dell'ultima ora, in un momento delicatissimo per consolidare la ripresa del secondo semestre. Con la fascia gialla, chi ha il Super Green Pass potrà continuare a fare la vita del bianco. Qualcosa cambia per chi ne è sprovvisto. Chi non ha il Super Green Pass può all'esterno nei limiti di 4 e può ancora nel bancone, almeno finché rimaniamo in zona gialla. Nella zona arancione invece? In zona arancione dovranno continuare a bersi il caffè solamente a casa. Restano poi le limitazioni di capienza dell'ultimo anno e mezzo, ma questo indipendentemente dal giallo. Comunque i locali hanno un cartello all'ingresso che indica la capienza massima dei posti, che è un cartello che abbiamo già da molti mesi, che fa sempre parte di tutte queste attività messe in campo per garantire la sicurezza al consumatore finale. Stesso copione in teatri, cinema e discoteche. In queste ultime, per esempio, la capienza al chiuso è al 50% di quella massima. No alla consumazione al banco e 2 metri di distanza interpersonale mentre si balla, così come fissato ancora a inizio dicembre. Le regole che c'erano ancora in zona bianca non vengono assolutamente toccate, per cui per quanto riguarda il mondo della notte e le discoteche le regole rimangono le stesse, le medesime. E chiaramente il Super Green Pass con la profilazione del cliente, con le tenute dei nominativi per 15 giorni.
Continuerà invece a essere sufficiente il Green Pass semplice per frequentare musei, mostre, palestre, piscine e strutture ricettive. Soprattutto in montagna le prenotazioni non mancano, almeno per le festività, fa sapere la Federalberghi. A incidere piuttosto è la stretta sui viaggi all'interno dell'Unione Europea. Non capiamo questo ulteriore inasprimento della misura che di fatto ci isola rispetto a quelli che sono attualmente le disposizioni della libera circolazione nei paesi della Comunità Europea. Più in generale l'appello degli operatori è quello di preferire i locali alle feste private. È molto più sicuro stare in un ristorante, stare in un locale controllati e comunque godendosi la giornata con qualcuno che cucina per noi una volta tanto, piuttosto che stare a casa dove purtroppo un abbraccio o un bacio di troppo può diventare veramente dannoso. Siamo nel Padovano. Ad Abano Terme alla fine cancellata l'ennesima manifestazione Novax che appunto da Padova era stata trasferita ad Abano Terme, ma gli albergatori con il sindaco hanno fatto quadrato per il no. Nemmeno Abano accoglie i no Green Pass. La notizia di un corteo per le strade del comune termale è rimbalzata sui canali social del movimento Veneto No Green Pass. Sabato pomeriggio tutti ad Abano in piazza del mercato e poi corteo. Questo l'annuncio. Il sindaco aponense Federico Barbierato non ha perso tempo e ha cercato con ogni mezzo di impedire la manifestazione. Il primo cittadino, con il sostegno di esercenti e albergatori termali, è stato ricevuto dal prefetto per un vertice che ha imposto restrizioni. Alla fine il movimento No Green Pass ha desistito, non accettando una manifestazione statica ad Abano. E dagli approfondimenti tecnici che sono stati fatti e tutte le valutazioni conseguenti, sembra che la manifestazione non si tenga più ad Abano. Questa città è stata per 1 anno e mezzo in ginocchio a causa Covid e ha bisogno di rialzarsi, ha bisogno di vedere un po' di fiducia e di guardare anche al futuro con un po' più di ottimismo. Siamo soddisfatti di questa valutazione che è stata fatta e, ripeto, ringrazio il prefetto e il questore per il lavoro che hanno svolto. Il sindaco è stato chiaro: le manifestazioni No Green Pass non sono gradite ad Abano. Il territorio e il comparto terme sono stati messi a dura prova dalla pandemia e ora che si vedono i primi segnali di ripresa non può essere compromesso da eventi come le manifestazioni No Green Pass che preoccupano cittadini e turisti. Poi con tutte le questioni legate alla zona gialla, molte famiglie, molti turisti hanno voluto aspettare l'ultimo momento. Consideriamo che comunque in prossimità del Natale arriveranno turisti italiani nella nostra città anche in misura abbastanza buona. Visto il rifiuto di Abano al corteo, il movimento Veneto No Green Pass potrebbe tornare sui suoi passi e riproporre una manifestazione statica a Padova, anche se il sit-in di Piazza Sartori di sabato scorso non aveva raccolto le adesioni sperate, lasciando gli organizzatori delusi. Notizia di pochi minuti fa, autorizzata dalla Questura, la manifestazione No Green Pass dunque si svolgerà domani a Padova, però questa volta in forma statica in piazza Palatucci, che è la piazzetta davanti alla Questura, e in via Santa Chiara. Dunque confermata la manifestazione, autorizzata, però siamo a Padova in piazza Palatucci. Ed ora siamo alla cronaca con la morte di un operaio veneto di 58 anni stamani al Porto Vecchio di Trieste. Il lavoratore è rimasto schiacciato sotto una gru mentre stava lavorando. Vediamo. Stava lavorando allo smontaggio di una gru assieme ad un collega quando una struttura aggiuntiva del manufatto, montata per eseguire i lavori di rafforzamento alla banchina del molo terzo del Porto Vecchio di Trieste, lo ha letteralmente travolto. Il 58enne Daniele Zacchetti è morto sul colpo, schiacciato dall'immane peso delle travi d'acciaio. L'incidente è accaduto quando gli operai stavano smontando i perni di sostegno della struttura. Qualcosa evidentemente è andato storto e purtroppo l'uomo in quel momento si trovava proprio sotto al braccio della macchina operatrice. Inutili tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, attendendo l'arrivo del medico legale Fulvio Costantinides nell'area di Punto Franco, interdetta per ore all'accesso degli stessi addetti portuali, pure con qualche polemica dei sindacati ai varchi d'accesso, quando a causa delle indagini sono rimasti fuori anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il cantiere in realtà aveva concluso i lavori il 5 di novembre. Il caposquadra della ditta Zemiro
Pasquale, assieme ad un collega, stava completando l'opera di recupero delle attrezzature che erano state portate via alla spicciolata nell'ultimo mese e mezzo. Zacchetti, residente a Camponogara, nel Veneziano, era un grande esperto del settore edile. Bocche cucite, nessuna dichiarazione né commento ai cancelli dell'azienda sita nella zona industriale di Mira, in provincia di Venezia. No, non si può adesso, non si può. Il collega di Zacchetti, ancora sotto shock dopo l'incidente, è stato sentito al Tribunale di Trieste davanti al PM di turno. Stando a quanto riferisce la Procura, restano da appurare eventuali responsabilità o meno da parte della ditta, un appalto esterno che non ha nulla a che fare con le aziende operanti in quel settore del porto. I rilievi nell'area dell'incidente si sono protratti per tutto il corso della giornata da parte di Polizia, Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria e Vigili del Fuoco. Informate dell'accaduto, le organizzazioni sindacali USB, CGL, CISL e UIL hanno deciso di proclamare uno sciopero generale del porto di Trieste a partire dalle 12 di oggi e per tutta la giornata. E purtroppo è il secondo incidente mortale sul lavoro della giornata. Nel tardo pomeriggio ha perso la vita un uomo di 65 anni, risucchiato dal suo tornio. Stava lavorando nella sua officina. Siamo a San Marco di Resana, nel Trevigiano, a trovare il corpo del papà e il figlio che era andato a cercarlo proprio in officina. Siamo alla Speedline che ha comunicato al tavolo del Mise che per ora lo stabilimento non chiuderà. Resta confermata la manifestazione di domenica a Santa Maria di Sala con i parlamentari. Passo indietro temporaneo dei vertici Speedline che hanno deciso di sospendere la chiusura dello stabilimento di Santa Maria di Sala con 605 dipendenti a rischio posto di lavoro. La comunicazione da parte dell'azienda che fa capo al gruppo svizzero Ronal è arrivata nel corso del tavolo convocato dal Ministero per lo Sviluppo Economico alla presenza dei principali attori istituzionali del Veneto. La Regione sarà presente e garantirà il massimo supporto al fine di conseguire l'obiettivo a tutela dei lavoratori e del sito produttivo, ha commentato al termine l'assessore regionale Donazzan. Ringrazio il ministro Giorgetti, ha invece detto il presidente Luca Zaia, per la velocità e l'efficienza nel dare risposta alla mia richiesta di convocazione di un tavolo veloce e urgente. Apprendo la notizia che per ora c'è una fase di sospensione, ha continuato il Presidente. Non dobbiamo abbassare la guardia e soprattutto fare in modo che si trovino soluzioni per salvare quei posti di lavoro e la continuità produttiva di un'azienda strategica per il Veneto e per l'automotive. Da parte nostra, conclude Zaia, c'è la massima disponibilità a seguire l'avvertenza. Resta confermata la manifestazione di domenica alle 11 a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala, con politici e parlamentari per tenere alta l'attenzione. Lo stabilimento di Santa Maria di Sala, forse il più grande sito produttivo della provincia, escludendo Fincantieri, si sarebbe dovuto chiudere, secondo le direttive aziendali, nell'arco di un anno, riservando 9 mesi per individuare soluzioni alternative. Andiamo in pubblicità, tra poco. Eccoci ben ritrovati, andiamo a Scorzè per l'incidente che ha visto coinvolte mamma e figlia che dopo lo schianto tra due vetture sono finite in un fossato. Incidente questa mattina verso le 8:30 a Scorzè, nella frazione di Peseggia. Due auto si sono scontrate, il mezzo con a bordo una mamma e la figlia di Zero Branco è finito fuori strada. I vigili del fuoco, giunti da Mestre con 2 squadre, tra cui l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la donna e la figlia rimaste bloccate nell'abitacolo. Le due, ferite non gravemente, sono state prese in cura dal personale del SUEM e portate in pronto soccorso a Mestre per tutti gli accertamenti. Illeso l'altro automobilista. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica e le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Occhi rossi, problemi alla gola, tanta paura in una scuola di Puos dal Pago dove gli alunni di 2 classi prime hanno iniziato a lamentare sintomi da presunta intossicazione. Il piano delle emergenze è scattato immediatamente, ha fatto confluire in zona ambulanze, vigili del fuoco, personale dell'ARPAF che ha avviato i campionamenti dell'aria per capire l'origine delle esalazioni. I ragazzi hanno dovuto lasciare la scuola, per 5 giovani si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso dall'ospedale di Belluno per accertamenti. Al momento, come detto, le cause dell'accaduto però rimangono sconosciute. Andiamo a Padova con la 4ª edizione del Canta Natale. L'appuntamento è domenica 19. Canta Natale la mia festa, una canzone sempre in testa.
qualcuno ancora non lo sa, Natale presto arriverà. È la danza di domani, patti, patapà, faccio un cuore con le mani, patti, patapà. Tutti pronti per il Canta Natale, la manifestazione nata nel 2018 per portare le emozioni di Natale sotto le finestre della pediatria e regalare un sorriso ai bambini ricoverati nei giorni delle festività. Noi del Canta Natale quello che vogliamo fare è portare un'onda di energia positiva che arrivi a tutti i bambini presenti e a tutti i bambini soprattutto ricoverati in pediatria che devono passare le loro feste in ospedale. Il 2020 aveva impedito l'evento ma non la realizzazione del video, quest'anno invece si torna in presenza, ma per far cantare tutti in sicurezza l'appuntamento muniti di mascherina sarà il 19 dicembre dalle 10 alle 12 ai Giardini dell'Arena, nel palco allestito sul lato di via Morgagni, la parte più vicina alle finestre della pediatria. È un gesto importante di solidarietà, di vicinanza che per il 4º anno consecutivo si ripete, è un momento di gioia e sicuramente un momento per far star bene i bambini che saranno ricoverati nella domenica prossima. Il numero esatto di bambini che avremo non lo possiamo dire, ma mediamente è il numero di bambini ricoverati nei fine settimana di un centinaio di bambini nel nostro dipartimento. Ritornello famoso e coreografia semplice, i padovani sono già pronti ad impararla. C'è un passo semplicissimo che già stanno imparando tutti, che faccio un cuore con le mani. Patti, patta, patta. Renna, puoi salutare i bambini? Con questo bel saluto noi ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia, arrivederci. Casa Cazon, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Benvenuti al Meteo. Prosegue il dominio dell'anticiclone che ormai da giorni si è impadronito di mezza Europa. Vediamo dunque il dettaglio di sabato 18 dicembre. Nel dettaglio sul Veneto cielo sereno in quota e sulle zone pedemontane, in pianura e nelle valli prealpine formazione di nebbie e nubi basse nelle ore più fredde che a seguire si dissolveranno, mentre potranno persistere sulle aree centro-meridionali anche durante il giorno. Nonostante l'alta pressione, sullo stivale soffieranno correnti settentrionali di provenienza balcanica con venti a tratti tesi anche sulle nostre pianure. Temperature in lieve diminuzione, le minime saranno ancora sotto zero dappertutto, massime comprese tra i 6 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, prevale anche qui il sole, non sono attese piogge e il cielo si presenterà limpido o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -2 e 5 gradi, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci attende un ampio soleggiamento, il cielo sarà terso e sgombro da nubi un po' su tutti i settori. Temperature minime anche qui sotto zero, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Casa Cazon, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.